Siamo alla serata finale conclusiva del festival Amenanos Neos Giovani, è un festival alla sua seconda edizione dovuta chiaramente alle interruzioni che tutti noi sappiamo, è la sua seconda edizione nazionale, hanno partecipato tante scuole da tutta Italia e questa sera ci saranno le premiazioni appunto. Sono ragazzi straordinari, sono ragazzi che si sono cimentati in rappresentazioni teatrali, ma abbiamo avuto anche degli inserimenti straordinari in vista del prossimo Amenanos Neo Festival Giovani. In particolare abbiamo avuto il primo coro regionale dei licei classici della Sicilia, il primo coro regionale in tutta Italia tra l'altro, costituito dalla scuola capofila il liceo ginnasio statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro, e poi abbiamo avuto anche un altro inserimento di un coreutico, l'Istituto Onnicomprensivo Musco di Catania. Anche questo per rilanciare la prossima edizione che vedrà sfidarsi, se così si può dire, studenti e studentesse di coreutici, di cori di scuole, di istituti liceali e di chiaramente rappresentazioni teatrali. Il Neo Festival Giovani è stato ho strutturato in partenariato con il liceo ginnasio statale Mario Cutelli e Carmelo Salanitro, di cui io sono la dirigente scolastica, ed è nato da un'idea condivisa con il produttore dell'Amenanos Festival, che è Michele Di Dio. Qui con noi abbiamo la professoressa Loredana Pitino, che da anni segue le rappresentazioni teatrali dei nostri giovani, in particolare della nostra scuola del liceo Cutelli, e a lei passo la parola. Sì, grazie, per me è un onore e anche un grande piacere, un impegno costante che faccio con gran passione, perché vedo la passione dei ragazzi. Ho iniziato a curare il laboratorio teatrale appena sono arrivata al liceo Cutelli e da sempre ho trovato questo feedback, questa risposta immediata nei ragazzi che amano cimentarsi, amano la creatività, e quindi chiaramente io mi sento chiamata in causa perché amo da tutta la vita il teatro. Il teatro coinvolge i ragazzi in maniera veramente totalizzante e stasera ho appena assistito a uno dei momenti forse più emozionanti, ancora mi trema la voce perché ho visto veramente come i ragazzi ci hanno creduto, come abbiano capito la complessità di un testo che è Le Troiane di Euripide, che riflette proprio sul tema della guerra, sulla drammaticità della guerra, su come dalla guerra non esca nessuno mai vittorioso, ma ne usciamo sempre tutti vinti. E quindi i ragazzi hanno veramente fatto loro un messaggio universale che spero sia arrivato al pubblico, e abbiamo qui uno dei nostri protagonisti, il ragazzo che ha interpretato Menelao. Allora, sono Giuseppe Lanza e come diceva appunto la professoressa è stata un'opportunità bellissima poter entrare in gioco con questo testo e poterne cogliere il significato, e sono molto felice appunto che la scuola mi abbia dato questa opportunità e penso che tutti dovrebbero entrare in contatto con le tragedie greche. Io vorrei aggiungere un particolare. Questo teatro, il Teatro Greco di Catania, 7 anni fa al mio arrivo al liceo Cutelli fu adottato dalla nostra scuola, partecipammo a un concorso Adotta un teatro. Allora era particolarmente abbandonato, e anche in questi anni, quando non si presenta la fondazione di Dio, l'associazione di Dio, la Dide, è abbandonato, tanto che quando noi ricominciamo poi a riprogettare per queste rappresentazioni in questo spettacolare gioiello, lo stesso Di Dio si addestra con i suoi aiutanti, con i suoi collaboratori, per riportare ad uno stato decente. L'obiettivo quindi è plurimo, è portare qui i giovani della nostra città e far scoprire le bellezze della nostra città e farli sognare per un futuro migliore per la nostra città.